Ciao, oggi andiamo a vedere come creare queste 3 Instagram Stories dall'effetto wow e dove ovviamente all'interno di Photoshop. Vi ricordo inoltre di scaricare dal link che vi metterò in descrizione le stesse Instagram Stories in modo da poterle editare come meglio vorrete. Dunque, bando alle ciance, andiamo subito a vedere come fare. Ed eccoci qua ad aprire subito Photoshop per creare le nostre stories. Dunque, le stories saranno, questa è la prima, ok? Dunque vedete un elemento fotografico, degli elementi testuali tutto intorno con alcuni effetti molto carini. Dunque, file, nuovo, 1080x1920, 72 di risoluzione. Creiamo la nostra fantastica story e andiamo ad inserire subito le immagini. Dunque, questo sarà la texture per lo sfondo e questa sarà la nostra immagine dell'artista. Prima cosa che faccio è cancello il livello 0, mettere uno sfondo, colorare lo sfondo con un elemento diciamo che riprenda l'immagine in primo piano, perché è per amalgamare. Dunque vado a campionare con la pipetta la macchina, l'automobile, si colora il colore di primo piano, vado sull'elemento che andrà a colorare come se fosse una cascata, vedete, per cui ho applicato la clipping mask che si applica con Alt più clic, ma dovete essere tra i due livelli, ok? Dunque il livello sopra applicherà il colore su quello sotto e poi shortcut, e qua un giorno farò il tutorial su tutte le shortcut, Alt e il tasto Delete. Vedete, vi si viene a creare proprio il colore in primo piano. Se non avete capito, non sapete o avete dei problemi, riempi colore di primo piano. Dunque qua andiamo a cambiare ovviamente il metodo di fusione, che deve essere colore, perché prenderà solo l'elemento cromatico e lo applicherà su quello che è lo sfondo, e dunque già qua abbiamo una prima buona base. Andiamo a inserire gli elementi testuali. L'elemento testuale principale è diciamo quello riferito al luogo, ok? Dunque clicchiamo una volta, colore nero, Milano, gli diamo l'ok e poi allarghiamo, ok? Quando decidiamo che è giusto gli diamo ok anche qua. Qua sopra possiamo sempre modificare la posizione e centrarlo, era già centrato. Mi va bene, dunque vado a rivedere cosa devo fare questo effetto e devo fare anche l'effetto intorno del quadrato. Faccio prima quello del rettangolo e del testo che ruota intorno al rettangolo. Dunque vado a prendere l'elemento rettangolo, riempimento no, traccia sì, vado a creare un rettangolo, ok, lo centro, ok, con questo iconcina, e poi state attenti, lo dovete selezionare, prendere lo strumento testo e guardate, quando lo strumento testo capisce che deve andare a scrivere e seguire poi l'elemento rettangolo, si viene a creare praticamente questa icona con questa sorta di iperbole, non mi ricordo molto bene, comunque di questo movimento ondulatorio. Dunque vedete, mi si viene a creare il testo che ruota tutto intorno, cancellatelo. Qua io metto un Museo Sans 900, è tutto basato su Museo. Museo è una font che, se avete Photoshop diciamo originale, Adobe Font vi dà veramente tante possibilità di font all'interno da poter scaricare, sincronizzare, utilizzare poi all'interno di Photoshop. Nel caso in cui non fosse il caso, ok, potete tranquillamente scaricare, poi vi darò i riferimenti, questa font che è altrettanto molto carina, la font Febre. Andiamo dunque con il nostro Museo Sans 900, mettere 22 maggio 2022.
sta bene. Dunque poi vedete voi come effettuare tutte le modifiche del caso. E poi c'è l'effetto, questi due, il rettangolo, li raggruppo, li blocco e li nascondo anche per il momento, perché adesso ho bisogno di creare l'effetto per la scritta. Allora, l'effetto per la scritta è molto semplice, bisogna duplicare, ok, una volta, questa è la scritta, bisognerà fare doppio clic sulla scritta e andare ad inserire la traccia. Allora, la traccia è già impostata qua a 3, esterna, mi va bene, diamogli un colore nero. Questi sono gli stili di livello che abbiamo già visto. E se io adesso faccio una cosa molto semplice, tolgo il riempimento e non l'opacità, guardate cosa avviene. Avviene questo effetto, cioè si toglie il riempimento, come dice la parola stessa, e rimane l'effetto della traccia, la differenza con opacità, perché opacità avrebbe tolto tutto. Dunque mi va bene, ok, mi sta bene questo effetto, e io adesso devo andare, mi viene più comodo se rasterizzo sia il testo, però prima di rasterizzare creo una traccia un pochino più grossa, faccio anche di 5, ok, rasterizzo sia lo stile che il livello, ok, dandogli rasterizza stile livello, dunque adesso è come se fosse proprio un'immagine, non più un testo, e qua mi basterà con lo strumento selezione e il mio Milano copia, che è questo che ha semplicemente solo il contorno, vado a prendere diciamo dalla metà in poi. In questo caso se io adesso faccio con il tasto delete, cancello, vedete, e poi CTRL D per deselezionare, mi si viene a creare questo effetto qua. E voi direte, ma adesso io lo devo copiare e lo devo applicare un po', diciamo, sopra tutta la parola piena di Milano. Come si fa? Allora, questo è un trucchetto. Si prende l'elemento, ok? Questo elemento qua, se io adesso do CTRL T, lui praticamente inizierà a registrare l'azione anche solo dello spostamento. Dunque mettete il caso che vi volete spostare a questa altezza, ok, io per essere preciso ho tenuto mentre spostavo Shift, ok, e poi con una shortcut che metterò anche sotto come se fosse un sottotitolo, una nota, così la imparate perché è abbastanza lunga, è CTRL SHIFT ALT T, vedete? Avrete praticamente l'ultima azione copiata ripetuta. Dunque lui ha ripetuto semplicemente lo spostamento, ricreando però l'elemento, ed è una roba molto molto interessante. Dunque, una volta fatto questo, vedo come l'elemento, probabilmente il quarto Milano, no, il terzo non mi serve perché è troppo vicino, ok, era proprio troppo interno. Comunque possiamo sempre modificarle, aggiustarle, non ci sono problemi. Li raggruppo per comodità, dunque CTRL G, scrivo Milano, ok, e poi faccio la stessa cosa con questa scritta qua. La copio, la porto giù e qua c'è sempre questo problema che questa porzione qua tende sempre, dunque la nascondo fino all'ultimo, free, e poi anche entry, e free, gli do lo stesso effetto, dunque doppio clic
traccia, 5, ok, gli tolgo il riempimento e vedete che anche qua c'è una piccola modifica che possiamo sempre fare riferita al colore di sfondo, che è questo, che se usiamo non il colore come metodo di fusione ma luce vivida o luce intensa, forse ancora meglio, ci viene uno sfondo che è più gestibile in termini di luminosità, perché con colore forse è un po' troppo scuro. Dunque facciamo una piccola modifica, vedete quanto è comodo e semplice anche il cambio del metodo di fusione e vedete come adesso il risultato è anche un po' più vivo. Dunque, una volta finito, file, esporta come, vedete qua avete la vostra preview, ottimo, converti in sRGB e si fa esporta. Dunque questo è il primo esempio di storia. Adesso andiamo a fare l'altro. Dunque fate file nuovo, sempre 1920x1080. Adesso andremo un pochino più veloci perché gli elementi sono quelli. Dunque prendiamo la nostra immagine e prendiamo lo sfondo, ok, c'è uno shortcut per incollarlo nella stessa posizione, incolla nella stessa posizione e vedete siamo ritornati alla situazione iniziale. Qua possiamo tranquillamente rimpicciolire un attimo perché andremo a creare anche qua con lo stesso procedura che abbiamo usato prima per la parola Milano un effetto. Adesso vado a rivedere, vi faccio rivedere questo effetto diciamo rotatorio. Come si fa? Allora si duplica un altro, questo che verrà duplicato che sta sopra lo apriamo con CTRL T perché è CTRL T che registra l'azione, lo giriamo di qualche grado, ok, e mi sono dimenticato una cosa. Dunque CTRL Z, prima bisogna rasterizzare, ok, non lo fa se è con un oggetto avanzato. Dunque tasto destro rasterizza livello, duplichiamo, giriamo di qualche grado, però prima bisogna fare CTRL T, giriamo di qualche grado e adesso la magia. Ovviamente vi si verranno a creare molte immagini, nel mio caso 54, però l'effetto è degno di nota. Prendiamole tutte, così sono molto più facili da anche ridurre, vedete? Però mi piace l'effetto che vada un po' fuori. E poi qua sotto andiamo a prendere ancora, vediamo quali erano, free entry che sono uguali a quelli di là e Milano che è un pochino diversa. Dunque free entry, ok, 22 maggio lo possiamo prendere, possiamo scrivere tranquillamente anche con un altro colore, 22 maggio 2022, colore bel bianco che si veda, e sotto questo effetto molto carino di Milano. Allora qua bisogna stare un pochino più attenti, è un effetto di trasparenza. Dunque il mio consiglio è creare l'elemento che deve essere bucato, in questo caso sarà questo rettangolo
togliete la traccia, ok. Duplichiamo, entry, e lo facciamo diventare Milano. E Milano insieme al rettangolo devono entrare tutti e due in un gruppo, ok? È fondamentale questa cosa qua. Dunque prendo Milano adesso, lo porto dentro, ovviamente sta sopra. Per comodità e anche per logica, anche se non è obbligatorio, mettetelo sopra il livello che andrete a bucare, che in questo caso sono gli ultimi, cioè è l'ultimo, lo sfondo a cui ho applicato poi il colore. Gruppo 2 metto Milano, in modo tale che si capisca, e poi qua doppio clic su Milano, entriamo in stile di livelli e se andiamo in opzioni di fusione, che è quello di default, quando entriamo siamo direttamente qua in opzioni di fusione, qua c'è foratura, ok? E c'è anche l'opacità e riempimento, che è questa roba qua. Se io faccio tolgo, ok, non succede niente, ma se faccio bassa, praticamente lui va a bucare il mio rettangolo e lo va a bucare praticamente in modo autonomo, cioè vedete non crea una maschera reale, è come se lui avesse creato proprio dei buchi, una trasparenza. Dunque questo effetto lo allargo in modo tale da farlo combaciare quasi su un po' grande, un effetto anche così che vada a creare questa continuità, poi modificatelo come meglio credete, però vedete è comunque un effetto che non passa inosservato. Dunque l'unica accortezza è quella di mettere Milano e ciò che andremo a bucare, o il testo e ciò che andremo a bucare, all'interno di un gruppo, ok, fondamentale. E poi Milano, il testo, dovrà avere l'opacità a 0 e la foratura a bassa, ok? E poi questi due di default, ma sono già impostati così. Dunque questo è il secondo e andiamo a creare il terzo, che è anche il più difficilino, 1080 x 1920, però ci facciamo aiutare da copia, incolla speciale nella stessa posizione, si è dimenticato, e andiamo a vedere il terzo. Il terzo è semplicemente una maschera a cui viene praticamente applicata questo effetto qua, che si farà sempre con la stessa metodologia che abbiamo visto anche prima della ripetizione, e poi andiamo a scontornare solo l'elemento e lo andiamo a porre in primo piano. Dunque sembra difficile, in realtà non lo è così tanto. Dunque andiamo a metterlo sopra, ok, andiamo a creare, più che altro questo crea un pochino di fastidio per chi come me vuole avere tutto sempre un po' precisino, perché bisogna andare a categorizzare, a mettere in gruppi un po' bene le cose, perché ci saranno tanti elementi. Dunque vado a creare un elemento che farà da maschera, che è questo, un bel nero, ok, non voglio la traccia, e qua creiamo sempre il nostro effetto. Dunque duplico, una volta che duplico CTRL T, lo sposto, dunque lui adesso sta registrando, ok, gli do ok, CTRL ALT SHIFT T, e vedete come si va molto veloci. Con tasto Shift attivato prendo anche questo, se me lo fa prendere, prendo anche questo elemento e questi altri elementi, dunque tutte e due, tasto destro, unisci forme, si viene a creare un unico, ok? Io a questo poi gli do
un'angolatura di 15 gradi. Tenete shift attivato e lo fa quasi in automatico, cioè basta dargli un colpetto al mouse. Ok, me lo sposto come meglio credo, lo allungo, anzi prima di allungarlo così me lo allungo così, in modo tale che sono sicuro, me lo giro di 15, poi me lo porto qua, me lo allargo in modo tale da avere questa griglia in questo modo. Ok, me ne creo un'altra che rinominerò basso, perché sarà la griglia che andrà in basso. Ok, vedete che più o meno coincidono. Vado a creare strumento rettangolo, riempimento nero, traccia, niente, lo giro anche lui di 15, lo metto, ok, che sbordo un attimino, e già vedo che sta uscendo abbastanza bene. Adesso questo rettangolo e questo sopra, ok, dunque lo porto sopra, questo rettangolo sta sotto, ok. Dunque cosa faccio adesso? Porto la mia immagine giusto sotto il rettangolo. Allora, qua devo fare la maschera all'immagine, dunque CTRL o Command sul rettangolo che voglio che sia la mia maschera, clicco, si viene a creare una selezione automatica di ciò che è visibile in quel livello, vado, seleziono la mia immagine e poi applico la maschera. Non si vedrà niente perché ovviamente sopra c'è ancora attivata questa. Dunque vedete, si è venuto a creare questo effetto. E io cosa posso fare adesso? Duplico questa immagine, tolgo per il momento questa maschera, perché se io adesso vado sullo strumento bacchetta magica, faccio seleziona soggetto, in automatico Photoshop mi selezionerà il soggetto che io adesso vado a mascherare, e vedete già che si intravede l'effetto che volevamo creare. Do un tasto ovviamente di visibilità a quello che avevo appena cancellato, che è il mio rettangolo da cui avevo preso la selezione per mascherare, lo metto al di sotto di tutto, ok, e già praticamente abbiamo quasi finito. Cosa faccio qua? Vedo, mi va abbastanza bene perché praticamente coincide sia il rettangolo che mi dà la continuità che la maschera da cui praticamente ho creato dal rettangolo, da questo rettangolo 1 copia. Dunque mi va bene così. In caso, se vedete che sborda, ci sono dei problemi, potete mascherare il rettangolo, questa, dunque fate così, mascherate, ok, e in questo caso lui prenderà, si vedrà solo la parte che adesso ho selezionato, mentre il resto no. Dunque prendo Milano, prendo da qua, ormai questo è l'abbiamo spolpato, ok, poi facciamo un bel bianco, possiamo allargare 15 gradi, ok, vediamo cosa c'era. Free entry 22 maggio, ok, free entry, dunque andiamo a prendere tutto, copia, incolla, vediamo, perfetto, free
ovviamente c'ha l'effetto della traccia, dunque vado a prendere il colore, vedete, ok, e poi vabbè, li possiamo dare tranquillamente, di solito vediamo se li avevo dato, ok, no, proprio come 22 maggio 2022, dunque mi va bene, poi si può sempre aggiustare. L'unica cosa di questo bellissimo effetto è che forse l'effetto 2D va benissimo, ma ha bisogno forse di avere una sorta di ombra che lo ancori un po' al piano. Dunque come si fa? Questo è proprio banale, un piccolo trucchettino che vi dico. Pennello, vediamo un colore molto scuro, va bene il nero. Il pennello ovviamente ha bisogno adesso di un livello su cui disegnare, su cui colorare. Diamogli anche proprio una spruzzatina, proprio un click. L'importante è che la durezza sia 0, in modo tale che sia molto sfumato. Ecco qua. Selezioniamo e lo mettiamo sotto. Ok. Ovviamente deve stare tra i due livelli, cioè quello del soggetto che è semplicemente soggetto e quello diciamo in cui c'è anche l'effetto applicato al background. Ok, dunque vedete il prima e il dopo, un'altra cosa. Dunque questo è quanto, spero che questo tutorial abbastanza lunghetto vi sia servito. Se ci fossero domande, lo sapete, sono sempre disponibile. Un bel like se vi fosse piaciuto il video e ovviamente iscrivetevi al canale attivando la campanella, così sarete i primi ad essere notificati in caso delle prossime uscite. Ok? Alla prossima, ciao a tutti!